Le isole pedonali sono il punto di forza di Cosenza. La città dei Abruzzi scala le posizioni della classifica stilata da Legambiente sull'ecosistema urbano nei capoluoghi di provincia, grazie anche all'incremento delle zone senza traffico, che sono quintuplicate rispetto all'ultima rilevazione. Si è passati infatti da 0,20 a 1,05 metri quadrati ad abitante. In una graduatoria che vede soltanto città del centro-nord fino alla 40ª posizione, spicca il quinto posto di Cosenza. La classifica tiene conto di diverse voci: la qualità dell'aria, i consumi e le perdite idriche, la produzione di rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata, la disponibilità dei trasporti, l'ambiente e l'energia rinnovabile prodotta. Per ognuno di questi criteri viene assegnato un punteggio per un massimo di 100 e se Mantova è la città più eco d'Italia con 78,14 punti, la città dei Abruzzi con 71,42 rientra saldamente nella top 5, staccata di pochissimi punti percentuali da Parma, Bolzano e Trento. Le altre calabresi arrancano: Catanzaro al 42esimo posto, Reggio Calabria al 74esimo, Crotone al 92esimo e Vibo Valentia al 96esimo. La raccolta differenziata premia Cosenza e Catanzaro con percentuali molto elevate rispetto alla media regionale. Nella città dei Abruzzi è minore la produzione pro capite di immondizia. Crotone e Vibo invece sono ancora molto lontane da percentuali accettabili e anche per la dispersione idrica occupano le posizioni peggiori. Positivo invece il rapporto ai cittadini crotonesi con l'acqua domestica, al primo posto in graduatoria per moderazione nel consumo. Tornando a Cosenza, punti di forza sono anche l'utilizzo di energie rinnovabili grazie alla diffusione di impianti fotovoltaici, solari e termici sugli edifici pubblici e il verde pubblico. Ogni cosentino può contare infatti su 24 alberi.